Dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Buongiorno a tutti, Open Your Eyes su Sic et Non da Marco Tognini, sempre alla ricerca delle notizie del giorno, ricercando sempre qualcosa da verificare, contestare per tutti voi cari ascoltatori. Vi ricordo, potete intervenire 02 9294 7222 Radio Libertà, oppure su WhatsApp al 340 670 9659. Oggi giornata importante per il focus che noi abbiamo sempre sull'Europa. Voi sapete che oggi ci sarà la votazione, anzi diciamo forse addirittura durante questa trasmissione vedremo un po' se andranno per le lunghe o meno, sulla mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen, quindi vedremo un po' come va a finire. Io sono un po' ci credo poco, diciamo, però vediamo poi i numeri quali saranno e quali saranno poi le osservazioni che possiamo fare. Quindi von der Leyen sotto tiro, la baronessa sappiamo che nei giorni scorsi era stata presentata tra l'altro da un deputato conservatore, la mozione di sfiducia alla presidente von der Leyen per lo scandalo degli SMS del cosiddetto Pfizer Gate, cioè gli SMS intercorsi tra von der Leyen e l'amministratore delegato Albert Bourla, l'amministratore delegato di Pfizer, amico di famiglia, eccetera, durante il periodo in cui si è ventilata appunto la fornitura poi dei vaccini nell'Unione Europea, che ha fatto durante il periodo Covid, come sapete, da centrale acquisti poi per tutti gli stati membri. Insomma, si voleva sapere esattamente che cosa è accaduto. Lo stesso difensore civico europeo aveva comunque imposto di rendere pubblici questi SMS, così non è stato e insomma c'è un'opacità comunque molto, molto pronunciata a fronte comunque di una commissione che ha diversi problemi, ha questo nodo fondamentale del cosiddetto Green Deal che non riesce a sciogliere, anche perché la maggioranza è nella sua quasi totalità la stessa maggioranza che lo aveva approvato. Quindi insomma c'è questo problema per cui ehm, tante anche dichiarazioni tattiche o politiche, ma le cose vanno avanti e vanno avanti su una strada che diciamo premia un ambientalismo fin troppo ideologico e troppo marcato, che non mantiene quella che è una sostenibilità sociale, una sostenibilità economica di queste misure. Insomma, questo è un po' il tema. Se guardiamo la stampa, per esempio, vediamo sulla Verità, la baronessa vacilla, si riferisce a von der Leyen, sinistra alla frutta, l'Europa vira a destra. Ovviamente sono molte le crisi, c'è anche insomma un certo momento di crisi di governo sia a Madrid che a Londra. A Londra Starmer ha problemi con sostanzialmente la sua maggioranza, perché sta creando dei tagli alle pensioni a fronte appunto di un welfare impazzito, anche per la notevole presenza di immigrati nel paese britannico. Lo stesso problema, diciamo, sull'economia e sulla fragilità, per esempio, abbiamo visto, della rete elettrica, li ha avuti la Spagna. Per quanto riguarda appunto il discorso europeo, la scorsa settimana in un evento a sorpresa i Patriots for Europe si sono assicurati il diritto di guidare il disegno di legge sul clima, che definirà la traiettoria
per raggiungere la cosiddetta neutralità climatica entro il 2050. Ciò ha portato gli eurodeputati di sinistra a credere che fosse improbabile che il disegno di legge venisse approvato in Parlamento in tempo per la COP30, per il summit di novembre. Il socialista Volkonen ha ricordato che in passato sono state utilizzate procedure d'urgenza per i dossier riguardanti l'industria automobilistica, la deforestazione e che pertanto dovrebbe essere utilizzato anche per la crisi del riscaldamento globale. Così diciamo, ehm, mhmm, i socialisti, ma anche i liberali di Renew e i Verdi si sono riuniti per chiedere la procedura d'urgenza e accelerare l'iter di questa legge del clima al 2040. Risultato: l'Europarlamento ha votato 300 a favore e 379 contrari, la prima grande batosta in piena regola della maggioranza europea. È andata ancor peggio sul tema, dell'immigrazione. I partiti di sinistra hanno proposto un emendamento per eliminare il riferimento al memorandum d'intesa Italia-Albania dal report del Parlamento UE. Invece a Strasburgo, ricordiamo questa settimana è la settimana della plenaria di Strasburgo, quindi i deputati non si riuniscono a Bruxelles, ma a Strasburgo per tutte le sedute con votazioni. Ebbene, a Strasburgo 546 sì contro 94 no hanno deciso che il richiamo all'accordo, del governo Meloni dovesse essere mantenuto in quel documento e ora chiaramente nessuno può dire che il Parlamento europeo è contro l'accordo, anzi diventa un punto di riferimento e se vogliamo sono il PD e la sinistra ad essere isolate in Europa. Ecco, questo è un po' diciamo il momento in cui si svolge la votazione, cruciale su von der Leyen. Ovviamente von der Leyen è difesa dalla sua maggioranza, sicuramente dal suo partito il PPE, i popolari europei, pur con qualche, possibile francotiratore. Lo stesso faranno i liberali, lo stesso faranno i verdi, anche qui con qualche franco, tiratore. I socialisti e l'estrema sinistra hanno alzato il prezzo, diciamo, per il loro voto, e quindi stanno pensando se astenersi o meno. Lo vedremo, ci sono degli accordi, ovviamente accordi politici cosiddetti sottobanco, vedremo come andrà a finire. Tra le forze, del centrodestra italiano, Forza Italia sosterrà von der Leyen, la Lega ha già detto che voterà contro in coerenza con quanto già fatto, durante la nomina della commissione, quindi, la Lega si schiererà decisamente contro, sia nello specifico per il caso Pfizer, sia per tutta comunque la critica alla commissione von der Leyen. C'è l'atteggiamento abbastanza pilatesco di, Fratelli d'Italia che dovrebbe, ripeto col condizionale, avere un, voto di, astensione a fronte del fatto che il capodelegazione di Fratelli d'Italia Procaccini ha detto comunque che ci sono stati grossi progressi rispetto al passato, che la presenza di un uomo come Raffaele Fitto in commissione è importante, insomma, non vogliono perdere quello che hanno sostanzialmente gli eurodeputati di, Fratelli d'Italia e quindi, diciamo rivendicano il fatto di essere in maggioranza per cercare di cambiarla da dentro. Una strategia che non sempre riesce, insomma, se pensiamo anche al governo Draghi, per esempio. Andando avanti, sempre parlando di Europarlamento, c'è, lo speronamento degli elettori, cioè Rackete lascia l'Europarlamento. Carola Rackete, la capitana, trasformata in un'icona anti-Salvini per raccattare voti, esce con una dichiarazione, "Ho rinnovato il partito della Linke tedesca, della sinistra tedesca, ora penso al clima". La sua poltrona va a un altro esponente della Linke, un economista tedesco,
lei dice: "La lotta non si fermerà oggi, proseguirò nelle azioni per il clima". Roberto Vannacci ha esultato: "Non ci mancherà". Che cosa c'è dietro? Probabilmente è uno di quegli accordi che vengono fatti con quei personaggi esterni ai partiti, che vengono poi candidati come, tra virgolette, "acchiappavoti", in cambio però poi devono lasciare il seggio, insomma questi accordi un po' sottobanco, quindi la signora Rackete si è fatta 1 anno di Parlamento europeo o qualcosa di più. Sostanzialmente adesso, dopo aver intascato qualche lauto stipendio e anche un periodo di immunità, torna al suo lavoro, speriamo non sulle vedette, insomma sui barchini del mare, però è sicuramente un accordo di partito. È particolare che comunque tutti questi personaggi siano in un momento di difficoltà, pensiamo a Mimmo Lucano, pensiamo a Ilaria Salis, che sono stati tutti cavalli di battaglia di certa sinistra e che adesso, rischiano di non sedere più al Parlamento europeo o che, vedono nuovi guai, giudiziari, appunto come nel caso di Lucano e della, Salis. Proseguiamo. Ci sono state molte polemiche per quanto riguarda, uno studio ripreso poi dalla stampa italiana e da alcuni partiti, come i Verdi, sui cosiddetti morti di caldo. L'Imperial College ha parlato di 500 decessi in più a Roma e a Milano in ben 10 giorni per le alte temperature. Ma il report, per sua stessa ammissione, si basa su stime e non su dati reali e contiene dati grossolani come quello sul numero di residenti nella capitale. Quindi, insomma, la ricerca sostanzialmente usa toni catastrofisti e indica come unico rimedio l'azzeramento delle emissioni, quindi si qualifica come una, riforma sostanzialmente propagandistica, ecco. Poi ne parleremo ampiamente. Ci sono scandali, c'è uno scandalo che è stato fatto, notare in questi giorni da, La Verità: "Spese pazze in Emilia Romagna". Andiamo a riprendere esattamente il titolo. Anzi no, allora prima di questa chicca, di questa perla che passano sempre inosservate di solito queste perle in televisione, allora ci pensiamo noi a dare spazio, però abbiamo una telefonata, la facciamo passare subito. Pronto? Ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno, sono Lisetta, dottor Tognini. Buongiorno. Io vado indietro di qualche anno però, di diversi anni, siamo nel 1938. Sembra, dottor Tognini, che la storia, secondo me, non abbia insegnato proprio nulla, in particolare a noi europei. Allora, nel settembre, mi sembra, del 1938, con primo ministro francese e l'inglese Chamberlain, successivamente sostituito da Winston Churchill, firmarono dei patti con Hitler e Mussolini a Monaco di Baviera per scongiurare la guerra, patti che ovviamente Hitler non rispettò, come fece anche con la Russia. Churchill, che poi salvò l'Europa da una pericolosa deriva, in quell'occasione ebbe a dire: potevamo scegliere tra il disonore e la guerra e abbiamo scelto il disonore e abbiamo avuto la guerra. Attualmente, dottor Tognini, gran parte della politica, non solo quella italiana, è favorevole a degli accordi con il regime teocratico e dittatoriale iraniano, secondo me. Spero proprio di sbagliarmi, se penso che alla fine della fiera questi accordi potrebbero fare la fine di quelli di Monaco di Baviera. La saluto e buona giornata. Grazie, grazie. Beh, sicuramente è un tema interessante perché introduce quella che è la ragion politica, la ragion di Stato e, con tutti gli errori che la ragion di Stato poi può commettere. Ha citato il caso del 1938, cioè di quest'ansia per un appeasement, per un appacificamento,
perché in quegli anni comunque la Gran Bretagna, che stava perdendo comunque il suo appeal coloniale, era tuttavia ancora una grande potenza e aveva la marina ancora più forte del mondo, però aveva capito che si rischiava una grande crisi in Europa a fronte delle conseguenze poi del Trattato di Versailles e poi della crisi del 29 che aveva portato poi sostanzialmente in tutta Europa. Quest'ansia di appeasement, di rappacificarsi, che cosa ha portato? Ha portato poi a dare spazio ai bluff di Hitler, perché all'inizio furono dei bluff come quello per la Renania, per la rioccupazione della Saar, eccetera, e poi sostanzialmente alla conferenza di Monaco, dove alla fine ci si spartì la Cecoslovacchia diciamo la Boemia Moravia divenne un protettorato tedesco, insomma, con Hitler che capì che i suoi bluff, le sue minacce potevano andare anche oltre. Oggi, beh, a livello di guerre abbiamo sicuramente il problema di fare la pace, delle paci che comunque siano, il più possibili, realistiche. Qualcuno dice paci giuste, non so cosa significa pace giusta, perché purtroppo la guerra è sempre uno sporco affare. E da questo punto di vista capire che cosa davvero c'è da fare. Per quanto riguarda il regime dei talebani, io ritengo che sia il capolavoro, tra virgolette, sia chiaro, di 2 amministrazioni americane. Una l'amministrazione Bush, che ha creato tutto quel che ha creato, e l'altra è l'amministrazione Biden, che si è ritirata, letteralmente ritirata, senza alcun piano, lasciando anche i propri stessi, diciamo il proprio personale che aveva a loro volta lavorato per loro, gli interpreti, le guide, insomma il governo provvisorio, hanno lasciato completamente senza alcuna exit strategy il paese e l'hanno riconsegnato agli stessi talebani che c'erano prima, a questo regime che è un regime fortemente teocratico, che è un regime ehm, assolutamente, come dire, monocratico, nel senso che tutto ciò che è diverso da loro deve essere eliminato, come perfino alcune forme d'arte, la musica non è gradita, le donne non devono andare a scuola. Vi ricordate i Buddha di Bamiyan, una grande un grande bene storico dell'UNESCO, sono stati sostanzialmente distrutti, presi a cannonate. Ebbene questo regime è lì vivo e vegeto. O la comunità internazionale doveva prendersi la briga di portare a termine quantomeno la sistemazione del paese, o adesso dovrebbe fare diversamente. Mettersi d'accordo con i regimi è sempre un problema in politica estera, perché chiaramente di fronte magari a vantaggi commerciali o vantaggi politici, però ci sono evidentemente svantaggi, come dire, popolari, insomma, svantaggi di principio, ecco, che specialmente in alcune democrazie non sono assolutamente da sottovalutare. Questa è il grande dilemma. In alcuni casi, per esempio, non si sono tollerati dei regimi autoritari, ma che tenevano, tra virgolette, "incollate" alcune situazioni. Pensiamo alla Libia, pensiamo alla Siria, e oggi abbiamo sicuramente situazioni peggiori. In altre situazioni si tace, si tollerano personaggi assolutamente, intollerabili, per non parlare per esempio di tutti quei regimi africani che sono stati foraggiati dalla Cina, per esempio, tanto per fare un caso, in cambio di, sostanzialmente concessioni minerarie o territoriali o economiche, ecco. Quindi in questo caso abbiamo, per farla breve, insomma,
sempre l'eterno dilemma della politica estera, che fa buon viso a cattivo gioco, ma che troppo spesso, insomma, non fa i conti con i diritti umani. Quindi riprendiamo dopo questo intervento comunque molto, molto interessante. Vi dicevo un caso che è accaduto come al solito nell'Emilia Romagna, no? Quell'Emilia Romagna tanto magnificata per il buon governo del PD. Scandalo, sparito 500.000 dal conto di una società partecipata, cioè una società di diritto privato che però è di proprietà di comuni piuttosto che enti locali. Auto e cavalli, così è il titolo dell'articolo sulla Verità, in questo caso lo citiamo volentieri. Spese pazze con la carta del capo PD. Il tesoretto è sparito a rate, in silenzio, con bonifici sospetti, prelievi bancomat, spese non rendicontate, tutto in 5 anni. Si parla addirittura di cavalli, un crossover BMW, mentre a guardia della cassaforte avrebbero dovuto esserci i fedelissimi del partito. Stiamo parlando comunque sostanzialmente del modenese, non quindi un PD qualsiasi, insomma il cuore della corrente anche di Stefano Bonaccini. Si parla dell'Agenzia per la Mobilità di Modena, società a capitale pubblico al 100%, partecipata dalla provincia e da 47 comuni del territorio, con il comune di Modena che da solo detiene il 45%, stando a quanto sta venendo fuori. È stata per anni una macchina opaca e autoreferenziale. L'amministratore unico Stefano Reggianini, tra l'altro a maggio è diventato segretario provinciale dei Dem, mentre il direttore dell'epoca di Loreto è divenuto assessore all'urbanistica e alle nuove mobilità a Carpi. Ebbene, pare che diciamo i revisori dei conti abbiano trovato delle spese assolutamente non giustificate, pagate attraverso quanto pare un conto o una carta, devono specificare, che faceva capo all'amministratore unico. I 506.000 euro di ammanco sarebbero frutto di bonifici irregolari per oltre 450.000 euro, a cui si aggiungono circa 50.000 euro tra prelievi bancomat e spese non giustificate che sarebbero state effettuate tra il 2022 e il 2025, comprese uscite di cassa per utenze non tracciabili, pagamenti riconducibili a voci che con la mobilità pubblica non c'entrano nulla e persino un'autoliquidazione di stipendio superiore a quanto previsto dal contratto. Come sempre staremo a vedere come procederanno le indagini. In questo momento vi lascio alla nostra pausa pubblicitaria, poi riprendiamo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te.
Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sic et non, open your eyes, ritorniamo in onda sulle frequenze di Radio Libertà 029294 7222 per telefonare in diretta, mi raccomando. Commentiamo le notizie, siamo in attesa del verdetto su Ursula von der Leyen. Capezzone dice: von der Leyen si salverà ma ha commesso molti errori. È indebolita da errori, come dice appunto Capezzone su Libero, tra cui l'opacità nei contratti con Pfizer e una coalizione contraddittoria tra conservatori ed ecologisti radicali. Il Green Deal, causa di deindustrializzazione, andrebbe abrogato, non solo rivisto, mentre la lotta all'immigrazione clandestina spinta dall'Italia è troppo lenta, mancando un elenco UE di paesi sicuri per i rimpatri. La sua leadership ambigua delude sia il centrodestra, che chiede riforme decise, sia la sinistra, che si sente marginalizzata, rischiando di alimentare il distacco dei cittadini dall'UE. Oggi affronta appunto la mozione di sfiducia. Servirebbero i 2/3 dei voti e la maggioranza assoluta, irraggiungibile appunto senza l'appoggio dei gruppi centristi. La credibilità comunque resta minata, quindi la predizione, diciamo, di Capezzone è che passerà, ma sarà ancora più opaca la von der Leyen. Diciamo pure, secondo anche il Tagesspiegel, quindi secondo anche la stampa tedesca, che la Presidente ha usato la crisi come pandemia, guerra in Ucraina e rincari dell'energia per rafforzare il ruolo della Commissione, accentrando il proprio potere con iniziative come il Green Deal, 750 miliardi di debito, e un nuovo piano da 800 miliardi per la difesa, che ha ridotto l'influenza degli stati membri, o meglio, forse ha ridotto quello degli stati che non sono la Germania, ecco. Questo ha irritato comunque la sua famiglia politica e diciamo potrebbe creare dei problemi alla sua maggioranza. Quindi anche la Germania, nonostante, ripeto, resti la favorita all'interno del club UE, comincia a parlare di crisi von der Leyen. Qual è il vero problema? Il vero problema è che oggi si parla sempre più di risorse proprie, di tasse UE. La crisi finanziaria è stata aggravata dal Next Generation EU, cioè sostanzialmente quello che si potrebbe chiamare il PNRR, che ha di fatto fermato il divieto del debito previsto dai trattati, permettendo alla Commissione di emettere 750 miliardi di titoli con rimborsi a partire dal 2028. È solo che questi titoli fanno sostanzialmente aggio, si appoggiano sul bilancio europeo, che è un bilancio derivato e che quindi dagli stati ottiene quello che ha sempre ottenuto. Se vuole qualcosa in più, evidentemente dovrà andare poi a pescarlo ancora una volta nelle tasche dei cittadini. A questo si aggiungono i costi per l'Ucraina,
che sono 17 miliardi, anzi quasi 18 solo nel 2024, e il riarmo europeo, che è una scusa che serve soprattutto all'industria manifatturiera tedesca, all'industria pesante tedesca, e che porterebbe il debito europeo a 682 miliardi, di cui il 58% di questo debito sarebbe in scadenza entro il 2034. La Commissione, che è a corto di 30 miliardi annui per il bilancio 2028-2034, il bilancio è settennale dell'Unione Europea, vorrebbe trattenere il 30% dei proventi delle ETS, cosiddetto ETS, che è il sistema di tassazione del carbonio, anziché devolverli interamente agli Stati membri per la transizione energetica, suscitando l'opposizione di molti governi. Quindi non solo diciamo resterebbe la transizione, ma ci sarebbero meno incentivi. Ecco, anche questo è un punto molto caldo. Insomma, si è parlato per esempio di 16 nuove tasse, tra cui una sui servizi digitali, sulle importazioni ad alta intensità di CO2, sui pacchi da paesi terzi e persino su tabacco, zucchero e sale negli alimenti. Sono tutte misure impopolari, ma soprattutto economicamente regressive, che peseranno sui contribuenti, già gravati comunque da contributi nazionali basati sul reddito lordo. La gestione quindi della von der Leyen, come dicevo, è sotto accusa. Vedremo un po' come va a finire. Ecco, parliamo di Ius Schole. Parliamo di Ius Schole perché ne ha parlato il ministro degli esteri italiani, ne ha parlato ovviamente da esponente, da coordinatore, da responsabile di Forza Italia, non eletto ma nominato a suo tempo, diciamo, e quindi poi confermato, che ha guidato poi Forza Italia per esempio alle elezioni europee, alle elezioni politiche. Tajani ha ribadito comunque la necessità di aprire a chi studia nel nostro paese, a chi fa almeno 2 cicli di studio, chiamandolo così Ius Scholae, che è tra l'altro una proposta antica che nasceva a suo tempo anche dal PD. Diciamo che in questo periodo Tajani ha detto un po' tutto e il contrario di tutto. Ha parlato di una riforma necessaria, poi ha ammesso che non è nel programma di governo, che se ne può parlare, tanto che lo stesso PD ha detto: "Ma noi possiamo anche starci, però dovete essere seri". Cioè, sembra più che altro questa di Tajani una ripicca, un voler punzecchiare la maggioranza. Chissà se questa punzecchiatura gli viene magari dal PPE europeo o è farina del suo sacco. Di certo Tajani ha avuto un grosso problema di coerenza e di credibilità, perché è stato beccato, come si suol dire, con le mani nella marmellata. Io vi posso far vedere, possiamo agevolare, lo ha ricordato in un tweet anche il sottosegretario Rossano Sasso, che diciamo nel 2022 proprio lo stesso Tajani ce l'aveva col PD, perché creava caos nell'allora governo Draghi proprio su un tema come lo Ius Scholae. Sentiamo cosa diceva Tajani. Siamo favorevoli a che il governo duri fino a marzo, cioè fino alla fine della legislatura, e stiamo lavorando per questo, ma il governo Draghi non può essere snaturato dai capricci del Movimento 5 Stelle e dai tentativi del Partito Democratico di far passare in Parlamento idee e proposte che non hanno nulla a che vedere con il programma del governo Draghi, che è un governo di unità nazionale chiamato a fare alcune cose, rappresentano priorità per il paese. La legge sulla cannabis e lo Ius Scholae, così come vuole imporlo la sinistra, non sono delle priorità. Ius Scholae, noi siamo favorevoli al principio, ma ripetiamo, servono 5 anni più 3, quindi la vecchia scuola dell'obbligo, alla quale in Italia poi sono aggiunti 2 anni però non certificati. Noi chiediamo 8 anni certificati, oppure una formazione professionale di primo livello certificata anch'essa. Insomma, i giovani non italiani che ambiscono ad essere cittadini italiani devono avere un percorso scolastico simile a quello che devono fare tutti i giovani loro coetanei di nazionalità già italiana.
Ecco, quindi abbiamo visto che insomma, si è diversificato dal PD, ha appoggiato la proposta, però l'ha bocciata ai tempi del governo Draghi, diciamo un bel pasticcio. Tanto è vero che, oggi, registriamo anche il no di Pier Silvio Berlusconi, come c'era stato l'altro giorno anche quello di Marina Berlusconi, forse memori anche di quanto aveva detto lo stesso Silvio Berlusconi sul tema, insomma, dicendo che non bastano dei cicli scolastici a creare una vicinanza alla nazione, una condivisione di valori, che è quello che dice per esempio Roberto Vannacci, che ha studiato in Francia, ma non si è mai considerato e non ha mai voluto prendere la cittadinanza francese, insomma, ecco, questo è un po' il caso. Pier Silvio seppellisce lo Ius Scholae e sistema Renzi. Il figlio del CAV apre alla politica e sfida Tajani sulla cittadinanza legata all'istruzione. Elogia Meloni, ha il governo migliore d'Europa, e sul leader di Italia Viva dice ha perso mordente. Tra l'altro Renzi ha interrotto la collaborazione editoriale, scusate, con Mondadori e straccia i contratti. Non accetterò mai di scambiare la libertà per i soldi. Ecco, probabilmente Renzi è davvero disperato perché politicamente cerca di riguadagnare la fiducia della sinistra che dovrà ricandidarlo, insomma, altrimenti Renzi rischia di restare senza sedi al prossimo giro. Nei pensieri di Pier Silvio Berlusconi anche le elezioni a Milano del 2027, se perdiamo dopo Beppe Sala, allora siamo messi veramente male. Diciamo che condividiamo, ha abbastanza ragione Pier Silvio Berlusconi su questo, insomma. Bisogna essere chiari, bisogna essere probabilmente anche un po' più compatti all'interno del centrodestra. Oggi la votazione su von der Leyen sicuramente sarà anch'essa un problema. Sarà anch'essa un problema. Parlando però del centrodestra che funziona, del centrodestra che governa, del centrodestra per esempio che ha abbassato lo spread, il famosissimo spread di cui non parla più nessuno, da 200 nei confronti del Bund a meno di 80 in quest'ultima settimana, quindi dando fiato ai nostri titoli di Stato e per esempio condannando quelli francesi che invece sono adesso peggiori di quelli italiani. Uno dei successi di questi giorni del centrodestra è sicuramente il salvataggio di 1.300.000 auto diesel. Infatti il centrodestra, con un emendamento della Lega sostenuto anche dalle altre forze del centrodestra, rinvia al 2026 il blocco del diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano, quindi Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, tutelando 1,3 milioni di veicoli. Il divieto si applicherà solo ai comuni con oltre 100.000 abitanti. Ecco, anche questo è un miglioramento abbastanza importante perché prima il divieto arrivava fino ai comuni con 30.000 abitanti, creando evidentemente come dire, un divieto molto più diffuso. E le regioni potranno proporre misure alternative o anticipare il blocco se necessario. Matteo Salvini e i governatori regionali celebrano la misura come un freno alle follie di Bruxelles, promuovendo una transizione ecologica più pragmatica e sostenibile. Il centrodestra ha conquistato un successo politico con l'approvazione dell'emendamento primo firmatario Riccardo Molinari, che appunto posticipa al 1 ottobre 2026 il blocco dei diesel Euro 5. La misura, votata nelle commissioni ambiente e trasporti, salva 1,3 milioni di auto e veicoli commerciali N1, N2 e N3, evitando limitazioni immediate e proteggendo i portafogli degli italiani, quindi questo autunno potrete essere un po' più come dire, sereni. Rispetto al passato, come vi dicevo, l'emendamento introduce 2 novità. Il divieto sarà limitato ai comuni con più di 100.000 abitanti, riconoscendo la carenza di trasporti pubblici nelle città minori, e le regioni potranno proporre misure compensative per ridurre l'inquinamento. Il provvedimento è inserito nel decreto infrastrutture. Matteo Salvini ha parlato di una scelta di buon senso, così come i governatori Attilio Fontana e Alberto Cirio.
A Bruxelles la Lega con le eurodeputate Silvia Sardoni e Isabella Tovaglieri cavalcano il successo per contestare il Green Deal, criticando gli obiettivi climatici del 2040 come ideologici e chiedendo maggiore indipendenza dalle materie prime cinesi. Green Deal che è e resta un grandissimo problema. Vediamo che da un bell'articolo di Franco Battaglia per La Verità, la transizione verde fa i conti rossi, cioè il fotovoltaico costa a tutti gli effetti 9 volte il nucleare. La proposta di una transizione energetica verso fonti rinnovabili, dice Battaglia, come sole e vento, è un sogno irrealizzabile che anticipa il suo intervento alla conferenza dello Schiller Institute. L'energia solare celebrata dai Verdi come il futuro è in realtà il passato. 200 anni fa copriva il 100% del fabbisogno energetico con legna e lavoro umano, spesso schiavistico, se intendiamo anche quello certamente, mentre oggi, nonostante idroelettrico, eolico e fotovoltaico, contribuisce solo al 9%. I combustibili fossili dominano ancora con l'85% come 30 anni fa, nonostante trilioni spesi in rinnovabili. Il problema centrale è che l'eolico e il fotovoltaico non possono garantire energia quando serve di più, come per esempio alle ore 19, ora di picco della domanda elettrica. Si parla di circa 60 gigawatt solo in Italia. Il fotovoltaico produce zero al buio e l'eolico dipende dal vento, inaffidabile. Per questo solo fonti convenzionali, idroelettrico, nucleare, fossile, assicurano stabilità. Paesi come Norvegia e Paraguay usano l'idroelettrico al 100%, ma sono eccezioni. Altrove serve un mix che escluda eolico e fotovoltaico per la domanda massima. Economicamente il fotovoltaico è un disastro, secondo Battaglia. Per 3 gigawatt effettivi la Polonia spende 20 miliardi per il nucleare, mentre l'Italia ne spende 60 per il fotovoltaico, che dura 20 anni contro i 60 del nucleare, rendendolo 9 volte più costoso. Inoltre il fotovoltaico, come ben sapete, non sostituisce le fonti convenzionali necessarie comunque nelle ore di picco. Usando una metafora, se il nucleare è un'auto da 7 miliardi, il fotovoltaico è una bici da 70 miliardi. Battaglia conclude che i governi dovrebbero bloccare le sovvenzioni a eolico e fotovoltaico, intesi come sistemi inutili e costosissimi. Diciamo che è un problema ormai, è un problema legato alle sovvenzioni. Nonostante si parli in Europa di un mercato sempre più ampio, c'è la libera circolazione, alla fine noi vediamo questa richiesta sempre più vasta di settori sempre più ampli di sussidi. Abbiamo visto per esempio che si parla di un grande piano di riarmo dell'Europa che in realtà è un grande piano per l'industria pesante. La Germania vuole spendere, come diceva Alberto Bagnai, 25 miliardi di euro in carri armati perché li produce. Quindi il tema reale non è la difesa, ma è il sostegno di determinate filiere manifatturiere che negli anni sono state indebolite per politiche evidentemente errate, politiche errate come il Green Deal, ma anche un certo fraintendimento della globalizzazione, perché comunque l'andare a produrre dall'altra parte del mondo ha creato una mancanza di certe forniture sul territorio che si sono fatte sentire, ad esempio durante la pandemia. Quindi bisogna tornare all'idea di un'autonomia strategica per cui alcune risorse devono restare in capo agli stati membri. Si parla infatti, soprattutto ne parlano i movimenti sovranisti, di reshoring, cioè di andare a riportare, diciamo a ritrovare una sede per tutte quelle industrie che sono considerate strategiche e che oggi sono invece in bilico. Potremmo fare l'esempio dell'acciaio oggi che vive un altro momento di crisi, pensiamo a Taranto, pensiamo all'Ilva.
Evidentemente lo stesso per l'automotive, ci sono cifre veramente molto brutte di Stellantis quest'anno riguardo la produzione in Italia, e anche lì ci sarebbe molto da dire, insomma, se facciamo l'equilibrio tra quello che ha dato, diciamo, quell'azienda e quanto ha preso negli anni al contribuente medio italiano. Anche questo è evidentemente un grosso problema. Bene, allora vi ringraziamo, siamo quasi in chiusura. Vedete, ecco, quanto vi dicevo, vedo anche un articolo riguardante gli immobili. Sugli immobili bisogna attrarre capitali privati, case green con incentivi. È un articolo del Sole 24 Ore, ne parla Federica Brancaccio di ANCE, cioè dell'Associazione Nazionale dei costruttori, che propone un piano casa per affrontare l'emergenza abitativa e rigenerare le città. È ovvio che il settore edilizio è in calo perché è finita, diciamo, la bolla del super bonus, si parla di un meno 6,1 nel 2025. Ci sono ancora i benefici del PNRR, che peraltro non saranno benefici, come dire, gratuiti, ma serve una politica industriale di lungo periodo per evitare fluttuazioni. Anche in questo caso però vedete che la presidenza di ANCE chiede sostanzialmente incentivi, contributi, e quindi da qui, insomma, da questo discorso non se ne esce, non ne usciamo. Proseguiamo velocissimamente. Vi dicevo, scatta la rivincita dei PIGS. I PIGS sono i paesi cosiddetti così un po' più cicale all'interno dell'Unione Europea, definiti PIGS, che è un acronimo brutto perché suona come maiali e si riferisce a Portogallo, Italia, Grecia o Spagna. Se non che ora è il Bund, cioè il buono del tesoro tedesco, che fa paura, che crollano dopo il piano di bilancio del governo Merz, che aumenta la spesa in difesa e infrastrutture con interessi sul debito che raddoppieranno da 30 miliardi nel 2025 a 61 miliardi nel 2029, e prevede un aumento dei rendimenti che poi però creano anche un aumento del debito. BlackRock, che è un grande fondo americano, in questo momento considera i Bund poco attraenti, preferendo i titoli italiani, i BTP, o anche i bonus spagnoli, mentre lo spread BTP-Bund si restringe a 88 punti, come vi dicevo appunto prima, riflettendo la maggiore affidabilità fiscale dei paesi mediterranei. Quindi un atteggiamento responsabile sui conti di Italia e Spagna, diciamo, nonostante comunque le ristrettezze, sta facendo la differenza, e può portare a un ribaltamento delle gerarchie finanziarie in Europa. Molto ci sarebbe da dire, non abbiamo però ancora da Bruxelles notizie o agenzie sulla votazione della mozione di sfiducia, quindi vi rimandiamo per un commento alla prossima puntata e comunque anche ai prossimi interventi di Radio Libertà. Come sempre credo di aver così fatto un po', di aver colto fior da fiore tra le notizie di quest'oggi e di questa settimana, per indagare, per contestare, per andare oltre quello che è il pensiero unico dominante. Quindi vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima volta, sempre con Sic et Non. Open your eyes. Avete ascoltato Sic et Non,